vero, giù e compagnia a suoi babbo il nostro, so potrebbe essere suoi babbo il nostro, e per di dare un usero di allegria, di canto e di sogno, di si tornare a intendere pizzino. Grazie a tutti. Io vi ringrazio, siamo onorati noi come associazione culturale ogni anno di Rai che può fare può passare 2 ore in compagnia oltre di ricreo e in allegria. E come ti chiedo noi siamo un'associazione culturale che io questa cultura sarda in tutta la Sardegna e quindi con noi è come tapponato un onore ogni anno a Rai che può visitare. Ora passo la parola a Rosa che presenta e cominciamo questa serata. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Io sono Rosa, faccio parte di questa associazione. Spero di avere visto in saldo che mi comprendai, se avete capito non sei di questa zona, ma sei bello di Sabarba, non di Castiglio, del mese. Però forse non c'è problema, mi sa comprendere tutto. Sono molto contenta di essere in Noghe, per me è la prima volta che vengo, perché questa volta che questa associazione venia, io non si può venire. E quindi oggi in Noghe come la piacere di si conoscere e di passare una varia ora con voi. Dunque si è incominciato subito con il suo programma scusate con gli occhiali scatto io come non sei la sola non sei la sola e intanto a di questo momento di musica inizia da Massimo Meloni e Gianni Spada che tutti che si salutano e si augurano solo un buon ascolto e un buon divertimento. Grazie. Buonasera, benvenuti a tutti. Volevo ricordare brevemente un pochino il fatto di quando la nostra generazione, no? Noi eravamo ragazzini, teenager, diciamo così, un'età compresa tra i 14, 18 anni, 20 anni. Giocavamo, no? Si giocavano in strada e ci inventavamo i giochi. Adesso è facile fare paragoni con la generazione di oggi, no? Perché hanno tutto pronto, a portata di mano, hanno lo smartphone, applicazioni, ci sono i programmi interattivi. Noi forse, senza fare necessariamente accostamenti, però forse avevamo la fantasia più sviluppata, no? Perché i giochi ce li inventavamo, ed è vero, no? E ricordando i vari giochi che facevamo quando eravamo ragazzini, no? Forse chissà quanti in questa sala l'hanno fatto, no? Quello di suonare i campanelli e poi scappare. Chi è che non l'ha fatto? Era uno dei maggiori divertimenti. Oppure quello di cambiare lo zerbino, il tappetino davanti all'entrata e di metterlo a fianco del vicino, no? Ancora più quello delle piante, dei davanzali. Ed era divertente pensare che il giorno dopo le due signore si azzuffavano una con l'altra. Tu mi hai rubato la pianta, no, tu mi hai rubato a me. Era bellissimo. E una volta io e Massimo, facendo una di queste ragazzate, una signora ci aveva sorpreso mentre stavamo cambiando la pianta da un davanzale all'altro e ci avevano detto brutto mandone disoccupato, vai a travagliare. E siccome Massimo era uno di quelli che trasformava in canzone qualsiasi cosa, lui leggeva la guida telefonica e la trasformava in canzone. E dunque tra una cosa e l'altra gli era nata questa vai a travagliare. In allegria, lo che fiz
Facciamo un pezzo già conosciuto, un po' del pianeta Terra. Totum pare. Ecco che devo fare totum pare, cioè no, nessuno escluso. E si decanta da sugoro, due dormi si sono de oro, assominetto tu preu, a sanare cose fra di vero. Tutto un paio di cose catelle, grossa amore, a usa primare, bucato e dolore. Tutto un paio di cose valente, grossa amore, a usa alleare, puso come si coglione. Grazie a Gianni e a Massimo per aver cantato questa bella canzone. E come cominciamo con a recitare una poesia. Ci prega che ti poesia già? Sì? Sì. Bene. E tanto venite a recitare una poesia a Capino Arca de Gordongianus. Grazie Capino che siete qui con noi. Saluto a tutti, buonasera, è bella cantato, sono sempre passato. Oh, mi sono scorrato. A per fare sacrifici, devo andare a scaricare poesia. Tanto, stasera ho preparato una, prosar mamas, che è in ove tanto, mamas che è da meta, e
che erano ammentadas dai sus hijos. Rosas mamas, esas mamas de su mundo, una a una, che in affetto queria salutare, denne saluto, amore e fortuna, stima tanta ed affetto un mare, c'han partorito che in pena tanto dura, ogni figlio s'affida a prolitare e per lo potere insino abbrazzare e allefare che in amore e cura. Non potete un figlio olvidare di una mamma s'angelica figura. Ogni mamma è stessa un tesoro da esistente di sa vita prima, mai ad finire così stima. Caraina spostatissa intro su coro. Grazie. Come vedi Pierangelo Lai de Sassari. Buonasera a tutti. I tattari non erano accuditi. Che adesso sono goccianini, devono venire tutti, cazzo devono venire tutti. Accuditi. È una coincidenza, se vuoi dire che Borlezzo è dedicata a mamma e la dedico a tutti i mamma del suo mondo. A mamma. Stella luminosa serentina, che mostra a figlio tuo suo cammino, in notte che la luna e che ne spera, in coros de profonda desespera. Sarveschi da in sarora mattutina, salughe e non segna su destino. Mamma, dai tempo me da se spartita, poratero logos che non sono terrenos, campos ameno e abbas cristallinas, lughe lugente melodias divinas. Paga de una vita bene meritata, sempre da gatto in sogno mio serenos. Quando suento si pesa in tempesta, quando s'annua il minetta un temporale, quando su cuore nedo che s'attura, sa vedua chieta sa natura. Una carigna e siamo tutti in festa, uno sorriso e passa de su male. Che in Santo Chirico e Santo Martino, a fianco dove sa vita tutti in tondo, che in Giovanni, marito e babbo affettuoso, insegnato non sa su modo virtuoso, de vagare a mano tenta su cammino, vivendo in pace di tutto il mondo. Come se dispare in cusci stella, sa più luminosa del suo firmamento, ottava bella se canto sa tenore, su ballo d'undo in suo redentore, sa vista de sa Sardegna sempre bella. Ti penso, ti ringrazio e sono contento. Grazie Pierangelo. Come invece recita la sua poesia Giuseppe Cuvellu de Ossi. Ossi, ma Giuseppe praticamente Buonasera a tutti, a nonno mio, caro nonno Antoni Donaera, da te in coro tenzo ogni ammento, ha dato il suo travaglio prova era, d'essere abile e pieno talento, carabinieri accanto a sfina attento, sonore manno cumente e fiera, inerchente e pudente fiscontento, e che di sé distinto il sua messera, potete essere esempio di mercate, posa novella generazione, è orgoglioso di travagliare tanto in sa campagna, non va facoltate. In UE non si è stato campione né mai di sua famiglia di se sfratto, chi data con noto non data mai a dimenticare. Grazie. Grazie Giuseppe. Come vedi di Pierino De Villa, Pierino Ura si è codrongiano, come te capino arca. Buonasera a tutti. Io sono di Codronzano perché adesso mi do che andai in nove e che entro con me da volentieri, proprio poi il piacere. Sai stessa, una cosa che abbiamo fatto è che siamo usando e stura che non la prova. Uno dei questo momento non esistia questa ricchezza, somine danno vi sono numeri travagliatori, accogliti su zero, da Samonzeri con amore, che da suo campo se otto su battito una si spesa.
Sopra la banca, in una piazza ben apparizzata, caso saltizza, per questo comata nella tucca. E quando non vi ascoltino, ti sciucai di saucca, però che passare un pare tutta la lunga nottata. A mano denta, in trulletto, stai a pensare, e te che vivremo ancora da questa nostra vita, passando che stai piano piano, già non sbida, che chissà, il nostro, il telegiorvente. Dromi non teremi, e a creano mi pensare, i stringhi mi porta subito, ma io di dia lasciare. Povero siamo scomodo, ma ricco nesse d'amore, che gannoso amore, morimo con onore. Sa musica e convidamos a sa fisarmonica Pinuccio Secchi, a sa chitarra Elio Marcia e canta Maria Rosaria Sanna. Allora noi veniamo da Porto Torres e vogliamo fare un paio di canti in sassarese, che sarebbe anche Porto Torres, e quindi iniziamo con Carraiolo di Roseto. Ora lo Pantearedo di Santo Donato, dove tutti i bambini giocavano, ma siccome c'era anche delle persone grandi che non sopportavano i chiassi dei bambini, e allora bestemmiavano e li mandavano fuori, li mandavano via, insomma.
a voi. Luca Pianeggio di Santo Donato è diventato un loco proibito, a cosa faccia l'anima di Cristo e i pizzini non vanno a giocare. E Pacquarino, Paolino e Franzichina si sono fatti padroni di tutto Rurioni e i pizzini che vanno a giocare tutti in daretto rifatti di torrà. A me mi pare di 3 carabinieri si sono fatti padroni di tutti i carrelli, con i rubati sono rubati 3 e un silenzio va criticano a te. E una accusa di esaurimento, anzi Antonino tutto canto è un documento, e l'altra è due che non fanno cosa fa, tutta radisso sempre già trinato. E Pacquarino, Paolino e Franzichina si sono fatti padroni di tutto Rurioni e i pizzini che vanno a giocare tutti in daretto rifatti di torrà. A me mi pare di 3 carabinieri si sono fatti padroni di tutti i carrelli, con i rubati sono rubati 3 e un silenzio va criticano a te. E Pacquarino, Paolino e Franzichino si sono fatti padroni di tutto Rurioni e i pizzini che vanno a giocare tutti in daretto rifatti di torrà. A me mi pare di 3 carabinieri si sono fatti padroni di tutti i carrelli. Ma ha fatto tornare la creatura, bisogna dire che è commossa. Tornamos a essa poesia. Como que vai nos rubando o silêncio. Convidamos a recitare a William Simula. Prego, William. Allora, in ricordo di Maria Carta, la famosa cantante scomparsa 29 anni fa, ho scritto questi versi dedicatori. Figlia dessa terra mia cara, carignata con mano dentro in manzanata di aprile, mamma estimada, de esos artistas manos e de seus biguinos de domo. Como, in questo momento di amargura di hierro, penso a ti e pregunto a Deus su conforto de saúde tua divina ardimentosa. Torra, Maria, torra, in sas carreras lugentes de bratta, chi danai tu visella hermosa, graziosa, commente mariposa de lugevata. Fiori ganana, commenti una rosa profumata in sadie noas de verano, abbrazzata forte a su ventore caldo de maio, amore. Pilos, nieto de rundine, curre bisedda, curre vizzinna,
versos sos quizos abertos de sus ole alto de triulas, in armonía de papai, con sos cantos de sos pastores, de sos puzones, de sos poetas famados, Mossa, Pisurzi, Murenu, Mereu, Secretos. Comente ángelos en sos caminos de Deus e de esa vida venidora. Adiós, María. Adiós. E tanto come passo sul microfono a Mariello. Mariello devia presentare a Gavino Fiori e a Maria Teresa Pirrighetto, però Gavino Fiori è Trivaliere bene di riutarlo. E poi tanto vedo che Maria Teresa Pirrighetto faremo cantare a Maria Teresa Pirrighetto. Un applauso. Perché di adesso è Gigi Caraulo, e quindi Maria Teresa sicuramente è una professionista e canta pure a cappella. Vero Maria? Cappella da bascio. Però, buonasera a tutti. Io vi canto un canto di saluto in gallurese di poeta e Franco Fresi. Benvenuta Bonaienti. Benvenuta Bonaienti alla festa di stasera. Benvenuti e buonasera agli chi siete presenti. Curi canti di Sardegna, di Barbagia e Logudoro, di lu più saldo decoro, volari e senne digna. Vole diccoli me canti, cante manna la passione, che mi li a tutti i canti, li paesi e li passoni. E bulai spalti l'ali, come c'è da sempre in gioco, pal visita ad ogni loco, di la meta Natali. Insembianti stimata, mano a mano in allegria, da tutti sei accitata, venghi da un'insisia. Dagli reni di Lungoni, agli scotti d'Orosei, un d'intarra va passoni, so tutti fratelli miei. So fratelli la speranza, la pena e lo dolore, e so fratelli l'amore, lì che so in lontananza, dall'umari devianti, agli monti di ponenti, chi v'è tutta la meienti, so fratelli tutti i canti. Con la voce più sincera, tutti insieme salutiamo e con gioia auguremo dienti cara buonasera. E con parole e canzoni la mia voce vi saluta, e insieme a Mariello videmo la benvenuta. Bravissima Maria Teresa. Approfittiamo per salutare questa bella cantone, lei ha cantato a Franco Fresi di Tempio, che è venuto a mancare dai Vago, e lo salutiamo. Ringrazio Maria Teresa, questa bella cantone, e aspettiamo poi da Kenny Gavina che torna a cantare. Un applauso a Maria Teresa. Seguimos con questa poesia e chiamiamo a Gavino Arca di Codronzano.
zattera che mi ha preparato, questa è proprio una rosa, proprio una femmina, se la femmina siete tutti rosa, e da cui si vede strattata, che rosa, proprio una rosa. In un giardino ricco di fiori, tanta razza di fiori, bada e sparghelli profumo a colores. Ma una candida rosa delicata, paradisa falata da Echelu, de cantus bella e profumata, da seta pare di un velo, a tutto incanta questa rosa che da maia su, tanto zelo, profumata, colorita, armoniosa, tra tutti i fiori è distinta che reina superba e pomposa. Ci stato via pintore, devo pinta, a io questo luogo infinito, ma forse non ha gatto questa tinta. Così poeta avvistato, devo scritto, la io potrei scrivere su candore, ma se smusa non mi ha fatto suo merito. Devo poter esprimere il suo valore, che deve promettere il suo tesoro, con suo bello e candido fiore che sospirare, fa che di un coro. Grazie. Bravo Carlino. Come nuova Pierangelo Lai, De Benetutti, che si non fanno, l'usa direttrice dei culti di struttura è De Benetutti. Quindi siamo fin dopo. Giovanna, da voi me lo preguntavo. Questa poesia è sempre attuale, magari non deve essere gara, è dedicata a questo che leggiamo e vediamo dal giornale 11 giorni, sul femminicidio, che sono una piaga che non riuscissimo a debellare. Vigliacca, de somine sanano, chi leada a una femmina vita, per un falso senso di possesso, e noi che è finito il suo progresso, si giusambe ne sta ancora calamita, pro circonda del suo genere umano. Tu hai morto senza compassione, cussa che dere sta dato sa vita, cussa che sa ferita sta curato, quando il debole è malevadato. E pro questa vita, ma che maletta, mi pare pago solo sa pressione. Ti sei considerato un onnipotente, del suo universo l'unico padrone. Sa negazione non la sposta in conto, che riasa vasto e letto sempre pronto, non ha meritato di perdono, e ne sa compassione del sa gente. Come brillate in cielo che stellas, che non si illuminano sul firmamento, come te uomini domando perdono, e alisco che fa che disgusto dono, sempre convinto in ogni momento che segge dessa natura si sprenda più bella. Grazie. Giuseppe Coveggio non leggere un'altra poesia. Santo Pescolo, apostolo patrono di Ossi. Ossi ogni anno fa una festa nanna con Santo Pescolo, protettore del suo sossesso. Per i sappiatta e carrera con cantico, ballo, musica e pregatoria. S'avveste con nocchida della gente di fora e straniera e da suo pellegrino posso un miracolo divino. Chiesa di antica mura, famosa per virtù e bellezza e s'orgoglio della gente ossessa. O Santo Pescolo apostolo, dato che si sassare, danno uno segnale. Rimedio pone a ogni male. Chi vuole questo mondo in tribulia, fa che sanare ogni maladia e finire ogni carestia. Pone vaghe in questa terra e fa che cessare sa guerra. Sia manno che minore ti dobbiamo sempre ringraziare e onorare. Sia mangiano via sera con una pregatoria. A te che sei su celeste paradiso, con un adioso sorriso, invochiamo la tua protezione ora e sempre. Grazie. E come a Pierino De Villa, ecco Tranzano, non leggere un'altra poesia. Una capitale di come se ne viene di lattare, lui da funato, ma siamo sapiti, le sue poesie sono su pensello, non che si pittare su pensello che non tengo un cane di lattare, non se ne mia, arrabbiata niente mi ha chiamato, mi ha pipito, che hanno deciso di lattare, lascia che su tempo siga a mezz'orare, che del lattare non mi lascia dimenticare,
non lo può invitare che mastro su Pinzelli, no sono Giotto, non ci va bue e manco Raffaello. Su Pinzelli invitare dei negri di un botto, come te fa che Raffaello ci va bue e Giotto. Ma che voi che salite in terra mi derue, invece lui va che Giotto, Raffaello ci va bue. Bene, come sonore del caro Domenico Muresio, che fu un poeta improvvisatore, che applauda Domenico, i beni da non leggere la poesia. Abbassami la misura. Tutta questa poesia che ho fatto a Ciapuntana di questa Dragonaia sono sceso così noi alla connucchita. L'anza Dragonaia, l'anza. All'Azis. L'anza Dragonaia. E noi ci siamo attesi, ma forse è lo stesso. Lo stesso. Ecco. E quindi siamo andati a Dragonaia, e siamo benissimo, e siamo tutti su di varia da quando sono andati a niente. A un certo punto che sono iniziato l'acquedotto, l'acquedotto in domo, è stata abbandonata, non è che fu inquinata. E quindi si è fontana malaita. Fontana ricca e pura, fistua Dragonaia, per un solo essa persone anzianas e di ogni creatura, e faghia de tattaglia a giovanos, baianos e baianas, e ova che promagia, in sa tua maladia non cuido più faccia galanas, con broccas, zucchite curiosas, né de giovanos olhadas amorosas. A suo caldo esistiu, quando tutto uscicco e dai dies e arre due brugliato, de sabadua motivo, fadia solo in ricco, volare in so caldo sospirato, e ora invece te vedo, solo le cantilene si intende, di so cantero duro in zato. Si intende che uno lamento e de sabba, se eterno andare lento. Non più giovanedda a sa prima luce, né giovanedda si interghinata con lughi di spadedda dai sante rughe litterai ne altre incontrata solo per cruzone e via a sua occasione venidi e si fa che sa posata unico caro amico intro la fruas del suo grave fico. Lo tiene in riuso all'erza mia, sas amigas m'hanno dimenticato, han perduto fino a suso di mia mirarebia che m'hanno calificato a buttinata e disgraziatamente suzzerigai a sa gente che vive di una vita sfortunata, come a me è toccato, mi sa di grazia, m'hanno tutto abbandonato. Una bella poesia, grazie Domenico. L'Orchestra Gavina, quindi è brincata pure di Caletta, e quindi andiamo avanti con Gianni Spano e Massimo Meloni, che sono due cantautori di Ussi. Fatemi un bel applauso. Allora, vediamo su la versione che abbiamo sempre fatto dell'Ave Maria e Salve. Devo dire l'Ave Maria, però è una versione un po' più movimentata, roccheggiante acustica, chiamiamola così. E volevo dire, siamo dimenticati prima, che la prima canzone che abbiamo suonato stasera, quella Gino vai a travagliare, l'avevamo scritta con la collaborazione del nostro amico Gianni Renato Zaniari, ci siamo dimenticati. Dunque facciamogli un bel applauso. Bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare.
grazie a Massimo Meloni e a Gianni Spanu. Seguiamo con la poesia e andiamo a William Simula. Questa poesia è una poesia contro la guerra e ha fatto due versioni, si ride muzza, una in italiano e l'altra in sardo. Come legge questa versione in italiano e da voi su originale in sardo. Mariposa non va alla guerra, la farfalla non va alla guerra. Vedo presso il muro una farfalla serena che si posa leggera sopra le labbra di fuoco di una rosa di maggio. Sembra pensare agli uomini in terra che si fanno la guerra per nulla nel fango intriso di sangue. Io, invece, sono figlia dell'aria, dell'armonia profonda, regina del sole, dei gigli e dell'acqua, dei fiumi, dove cantano gli uccelli in cielo, che non conoscono la malinconia dell'inverno e il dolore della morte giovane. Bido, serente su muro, una mariposa serena, che si basana, leggera, subra, sallaras de vogu, de una rosa de macho. Pare pensende a sos homines in terra che si va che sa guerra pronuncia il luto d'esame. Deo invece sovizza dessa era ed essa armonia profunda, reina de su sole, de sus lizos e de sabba de sus rios, ue cantan uzzone de gelu che non conosca l'amargura di hierro e dolore de morte pizzino. Pierangelo Lai, un'altra poesia. E Gavino, dai. Grazie. Questa poesia l'ho dedicata a sospisellos maltrattos in su mundo, che sono troppi. Fiores delicados, fiores de verano, espera inmaculada pro su mundo mezzano. Prego pase luego questo hierro fritto, tempor de orcos, tempor maleito, fiori umiliados ancora in pizzinnia, e come in testrina solus anima mia. Fiore a pesi scurzos fuende da esa guerra, fizos che na sorriso torrados a sa terra. Fiore risfruttato ci sedate più bella, solos in su mare senza manco una stella. Fiore che pure Deus si deve confessare, casette dimenticato, su male a eliminare. Somene crudele non merita perdono, fiore delicato, fiore del verano. Grazie. Tu hai già memoria o quello che non sa? Se no, lo professore. Tanto buon denaro un'altra e questa l'ha poi fatta Marizio Santos similmente e lei quando figlio minore si va scegliendo una carriera e via tanto perché sono fidanzato sicuro e poi questa giovane stai affilando e si fidanzato la io accerata a su braccone. E dai minori stiamo su Gai, mesi innamorato, lo danno. Allora ho fatto questa poesia. Che il suo bello sorriso di Aiana, Deo la idea su manzano, che si strizza niente a sei mano, accerata, a sezza ventana. Non li dia per un difetto, mi rende la incantato, resta io, entro su coro mio in segreto, gelosamente a essa custodia. Questa bella incantosa filatora che una dia sicché è andata ma il suo coro pro sempre insarrata e insamente la ido ancora si fila ancora bianca lana fila un filo tanto forte e liga su coro mio fino a morte che il suo dono oh bella filosana. Grazie. Giuseppe
non da leggere un'altra, Giuseppe Copeddo e poi Pierino De Villa. Sono ospite di Villa Gardenia e su 2017 è stata inaugurata da Giacoppa che ha ben chiuso a parto di Villa Gardenia. Villa Gardenia si orgoglio di Saida Ossessa, sono ospite, sono contento e sono assistito con amore e affetto dal suo personale attento e preparato. L'aria che si respira a Villa Gardenia denota l'ambiente bello che si è creato. Sono ospiti ne possono contare il suo personale che va di tutto per proporre, assistere, inserire in compagnia. Questo ospiti che hanno il trattamento necessario per inserire compare sott'altro ospite in confidenza e sincera umanità. Ove alla in volo goderca questa serata con amore e affetto. A tutti voi, s'auguri più umano di passare in oggi in Villa Gardenia, savie in salute, affetto, compagnia e divertimento. A sua direttrice, a suo personale di Villa Gardenia, grazie a me da poca bella serata in compagnia. Salute, amore, fortuna a tutti voi. Grazie. Grazie Giuseppe. Grazie. Pierino De Villa. Tanto la poesia mia è però l'ospitalità, la amicanza di Susardo Pastore e di Dottor Sardo. Se dicete si manca di Susardo Pastore e gustare conosce su mandico genuino, mai da mancare in tavola un fiascheino, fortunato usese, considera questo un onore. Sua ospitalità di un disabile fantomata e sua amicanza eternamente già legata. Sua amicanza e ospitalità per un disardo a Berigiana se coro finza se tardo. Ma suo sardo, quando di stare sorprese, te la fai pagare, pur lontano che sese. Aspetta che leggo il nome. A Sapita armonica Pinuccio Secchi, sa chitarra Leo Marcia, canta Maria Rosaria Sanna. Allora, dopo averci fatto un giro anche con le poesie, no? Adesso ce ne andiamo all'Argentiera a prenderci un po' di sole. Thank you.
bravi. Se la cantate c'è un'altra cantica da organizzare, si lazzi, e poi acabbiamo con Gavina Fiori che viene e con Maria Teresa Perrighetto. Questo è il lavoratore, quello che va a lavorare non ci va mai. Quindi Grazie a Maria Rosaria Sanna, bravissima, e a Elio Marcia e a Pinuccio Secchi, a Savisarmonica. A Elio li chiediamo mandare, Pinu, Elio che sei già ritirato dal ferro, non l'accompagna a sapere che è una bella messicana. Accompagna da Elio. Ma Elio? No, da poi canta Lissa. Lissa canta da... Vuoi cantare tu? Va bene, dopo presento a Gavina Fiori dei Tartari, chi canta la Non posso riposare a primo e poi l'una di sette cantala. Amore, coro
non posso riposare, con gli occhi non posso riposare, ma sul dito non vero questa piosa. E come te non canta già? Ecco, la dovremmo ascoltare da voi, come possiamo cantare a Maria Teresa e te lo canta lui. È una corsicana? La corsicana si riesce ad accompagnare Elio. Non abbiamo provato più di tanto, ma... Capi, laggiù a 2 1 la corsicana. Va bene, ascoltiamo da Gavina Fiori, Maria Teresa Perrigheggio e a sa chitarra Elio Mascia. Stiamo provando, è la prima volta che canto con questa chitarra, quindi proviamo, vediamo cosa viene fuori. Facciamo una corsicana. Benvenuta buona chiesa.
Grazie Gabino Fiori, era brava. Blocca tutto. Stasera è finita di nove. Diciamo a Rosa e a Dolores. E Gai lo salutiamo su. Credo di aver fatto qualche cosa di giù stasera, di poi hai regalato 2 ore dei passi, dei fari e del ricreo. Noi ringraziamo tutti gli artisti che hanno partecipato in questa serata, a tutti i poeti e poi diamo appuntamento a un'altra occasione. Dopo ringrazio e poi diamo appuntamento a un'altra occasione. E dopo sapere a dopo. Io sono stata meno contenta di che Fusero te l'hai passato un paraboisi e spero che voi siate divertidos come te meritades. Hanno vide sanos e luego.
mi sia veramente emozionata, grazie. Un applauso Rosa. Io ringrazio Antonello Corredo che non fa sempre questa ripresa, quindi abbiamo tutto il documento che si e diciamo a Giovanna, sa direttrice di questo istituto. Guarda, è sempre un grande, grande piacere. Poi lo vediamo dalla commozione, perché mi sono commossa anch'io, perché molti oggi hanno pianto. E questo credo che sia la manifestazione più sentita, perché oggi abbiamo toccato un po' tutti i temi, quindi cose che loro hanno vissuto, loro hanno sentito loro, comprese noi che comunque insomma già abbiamo la nostra età. Quindi veramente una bellissima serata che non è la prima e spero che ce ne siano altre insomma a breve. Tutti i dialetti, tutte le... quindi, abbiamo colpito la Sardegna. Bravissima, e qua ci sono ospiti di tutta la Sardegna, quindi questa è veramente una condivisione importante perché sono le nostre radici e niente, esatto, ci fanno stare bene, ci fanno proprio stare bene. Vi ringraziamo tanto tutti. Quest'anno ci sono figure nuove, ci sono persone nuove che hanno portato nuovi brani, nuove canzoni, nuove, insomma, grazie veramente di questa bellissima serata, grazie mille. Grazie bene. Giovanni, c'è il tempo di vuole fare due? No, potete fare 2 minuti. Voi siete sanitaria? Maria Teresa De Righello, vedi dai tempi, quindi può regalare prima del canale la Tragantone. Abbiamo anche i tempiesi qua, E fin dopo, no, se fin dopo. Quindi che Elio se la accompagnare a un punto e che la capiamo in bellezza, dai. E cosa fa? Tutto le amore.
Grazie. Grazie Maria Teresa che ci ha regalato questo butto. Devo dire solo una cosa, a mezzo anno si deve credere. Grazie a tutti.